polpettine di fichi. Al macinato e alle uova aggiungiamo del formaggio. Ma così. Una bella grattugiata di limone bio e ambuscando. Che bello ragazzi, è poesia. Anziché il pane mettiamo degli splendidi fichi. Ragazzi, così. Del basilico freschissimo, bellino. Ragazzi, aggiungiamo un altro po' di formaggio e lavoriamo l'impasto. E quando l'impasto sarà spugnoso inizieremo a formare le nostre polpettine. Aggiungiamo giusto un po' di pane grattugiato, ma poco. Lo sento perfetto perché si sposta dalle mani. Segniamone un pezzetto. Così aggiungiamo del fior di latte bello stagionato e la ricopriamo con un pezzetto di polpettine. Ho visto anche un pezzetto di fico e iniziamo a elaborare la nostra polpettina. Così ragazzi, ma che magia, senza pane, ok? E la mettiamo. Lo sapete che è una passione per il frigo freezer 10 minuti prima della frittura. Che bello! Come vi sembrano? Carine? Venite, l'olio è pronto, facciamo scivolare le polpettine. Eccole qua, polpettine di fichi. Un bel ceratello ce lo dobbiamo mettere in frittura. Fuochi d'artificio. Ragazzi, questa è poesia. Ah, questo? Ok. Guardate qui che bello, è fuoriuscito un po' di fior di latte. Questo è pronto e lo rimetto qua. Lo metto su uno spot extra. Il fico. Come tempo. Incredibile, sono ancora fumanti. Eccoli qua ragazzi. Per voi un bacio infinito, vi amo, ciao. Sudato, vabbè, ma mi sono divertito un sacco. Io vi amo, ciao ragazzi.